Ricordare con tanta gioia, il risultato è uguale, 2-1, quindi in termini di paragone appunto è stata una bella emozione. Quest'anno è stata bellissima perché la partita insomma, è partita in salita per i nostri ragazzi ci ha creduto fino alla fine. Siamo felici per il presidente, per i tifosi, per i nostri familiari, per noi stessi che insomma subendo un tiro in porta ci trovavamo in svantaggio fino al 94esimo del secondo tempo. Una palla doveva essere rinviata lateralmente, invece è caduta centralmente, è stato bravo il loro attaccante a centrare un tiro molto angolato dove Casciano non ha potuto fare nulla. Però i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, abbiamo avuto tante palle gol, non entrava per bravura del loro portiere. Però insomma siamo strafelici di aver centrato l'obiettivo che la società e il presidente si era prefissata e siamo contenti per i tanti tifosi a seguito che ci hanno tifato fino alla fine. Ad Aspra mi trovo molto bene, abbiamo fatto questa scelta, col presidente ci conosciamo da tanto tempo, sin dai tempi della seconda categoria, quindi è una società viva, giovane, ambiziosa, quindi ci godiamo questa giornata di festa e dopo 45 anni questa società si ritrova appunto in eccellenza. Mi sento emozionatissimo. Diciamo che per me questo è stato un anno abbastanza difficile. Ho iniziato col Palermo, ho avuto dei momenti di difficoltà. Adesso mi sto prendendo le mie soddisfazioni, mi sto prendendo le mie rivincite. Sono contento per la squadra, abbiamo lottato fino all'ultimo, ci abbiamo creduto veramente fino alla fine. Purtroppo il primo gol ai primi minuti ci ha destabilizzato mentalmente veramente molto. Però siamo stati bravi, abbiamo avuto tante occasioni, devo fare anche i complimenti alla squadra avversaria perché sono stati in grado comunque di mantenere la partita in maniera equilibrata, ecco. Anche il loro portiere è molto bravo e poi giustamente nel calcio c'è anche un po' di fortuna, ci sta, quindi siamo stati fortunati e bravi a trovare il gol al 95esimo con Claudio e poi nel primo tempo supplementare altrettanto io a trovare il gol del raddoppio. Poi ovviamente è una gioia unica esultare sotto i tifosi, non ci siamo abituati noi, quindi a esultare sotto anche i genitori, gli amici, veramente bello. Quel gol ai primi minuti ci ha destabilizzato perché avremmo fatto totalmente un'altra partita. Per fortuna siamo riusciti a rimanere compatti, uniti, poi il mister ha fatto dei cambi, i cambi sono andati veramente bene a partire da Clemente, ad Amico, tutti, da Agostino. E poi con bravura e fortuna siamo riusciti a ottenere quello che meritiamo.